Buona giornata, benvenuti, bentrovati. È un nostro nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dello sport. Mirko Villanova in studio per la redazione. Vi ricordo www.venetoglobe.com, il nostro canale sportivo streamingsport.it, la nostra radio per le informazioni audio, e cioè VG Radio. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, normale per ascoltarci e per vederci, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, corrispondenti all'emittente del Nord Italia, Caffè TV 24. Ogni sera in onda alle 19:40, 19:45 circa, con due repliche poi nel corso della giornata. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie per oggi. Si parla naturalmente, e purtroppo aggiungo io, sempre di emergenza coronavirus. La Lega Calcio che litiga ancora, poi c'è stato il voto all'unanimità. Derby d'Italia scelto di giocare alle 20:45, prima le altre gare rinviate. Il rebus tra Inter e Sampdoria, Coppa Italia forse si giocherà in estate. Il campionato quindi propone 3 giornate poi a porte chiuse. Questo per il pacchetto confezionato che si spera non possa essere o non venga ancora una volta così mutato e cambiato. Il calcio propone anche il rompicapo in casa Milan, ed è un rompicapo targato questo giocatore, Ibrahimovic, perché al nuovo tecnico che dovrebbe arrivare al posto di Pioli, ma usiamo sempre il condizionale, Ranić, vedete, il giocatore non servirebbe, cioè Ibra non gli servirebbe, ma il Milan in questo momento non può proprio fare a meno di Ibrahimovic. Il tedesco potrebbe scontrarsi con il club che apprezza invece lo svedese. Intanto il campione riflette. L'addio di Boban e Maldini può in ogni caso pesare molto. Patto segreto, siamo alla Formula 1, patto segreto sul motore tra la federazione e la Ferrari, 7 team in rivolta e durissima lettera per chiedere ulteriori chiarimenti, minacciando il ricorso ai tribunali. Maranello tace e i dubbi purtroppo rimangono. La Mercedes guida la protesta con la Red Bull, non firmano soltanto Alfa ed Haas. Via al motomondiale invece domenica, si corre in Qatar, ma attenzione perché è una partenza senza la MotoGP. Restano in pista soltanto Moto2 e Moto3. Domani inizia la Coppa Davis invece di tennis a Cagliari contro la Corea del Sud. Primo incontro proprio domani, poi sabato il doppio e infine domenica gli ultimi 2 singolari. La particolarità è legata al coronavirus purtroppo, ed è la sparizione degli asciugamani in campo, gli asciugamani che vengono consegnati dai raccattapalle ai tennisti appunto che stanno giocando. Si giocherà comunque anche a Cagliari a porte chiuse. Serie B per il calcio, turno infrasettimanale con posticipi, il tutto è stato chiuso con Ascoli Chievo, terminato 1-1, e Spezia batte Pescara 2-0. Sabato in campo Cittadella Pordenone, Venezia Crotone, poi lunedì Chievo Cosenza, mentre in casa cremonese c'è un po' di inquietudine. Rastelli viene esonerato, c'è l'esonero bis per Rastelli, in arrivo c'è Bisoli che ha rotto il problema che lo teneva agganciato, appunto si è svincolato dal Padova. In Eurolega Basket Milano, questa sera con Valencia alle ore 21, Milano cerca una vittoria che, pensate, manca da 5 turni in questa competizione, si gioca a porte chiuse. La Virtus Bologna gioca in campo neutro a Belgrado, finalmente è stata accettata lo spostamento di Belgrado, e giocherà contro i turchi del Darüşşafaka. Partizan Trento è finita invece 91-75, 7-5, con i trentini che chiudono questa manifestazione senza vittorie. Nella Champions, agli ottavi, Sassari in casa, la formazione di Pozzecco inciampa e gli spagnoli del Burgos vincono gara 1 per 84-81. Martedì obbligatoria la vittoria in Spagna per Sassari di Pozzecco.
Nel volley, sì, perché il volley è ritornato in campo ieri sera a Limoco, volley conegliano, nella Champions a Stoccarda, netta vittoria con il solito, aggiungiamo noi, 3-0. Sentiamo il servizio che arriva da Stoccarda grazie alle immagini realizzate dalla società. Intervistiamo Daniele Santarelli dopo la partita Stoccarda-Conegliano di Champions League. Siamo contenti perché eravamo fermi da un bel po' di giorni, ci mancava forse un po' il ritmo della gara, avevamo un pochino spezzato quel magico momento che stavamo vivendo, un po' temevamo il ritorno in campo secondo me e non era facile venire qui a Stoccarda con una squadra che in casa si sta esprimendo molto bene. Non a caso è fra le prime 8 di Champions. Io credo che noi oggi abbiamo fatto una bellissima prova corale, nonostante dei momenti di difficoltà sia nel primo che nel terzo set ne siamo usciti alla grande di squadra, abbiamo vinto una gara molto bene, nonostante non siamo stati perfetti, ma questo era preventivabile, diciamo, perché stando troppo fermi era facile che certe cose che fino a pochi giorni fa ci venivano molto bene avevamo bisogno solo di oliarle nuovamente. Oggi credo che in generale siamo stati buoni in tutti i fondamentali, quindi mi ritengo soddisfatto. Adesso torniamo a casa con una bella vittoria e pensiamo al ritorno. Prima però c'era la gara di campionato, finalmente ritorniamo a giocare il campionato, anche se in maniera un po' particolare, senza i nostri fantastici tifosi, e poi giocheremo il ritorno di Champions League contro Stoccarda. Una sorridente Robin de Cruyff, MVP della partita di Moco Volley Conegliano contro Stuttgart. Com'è andata la partita, Robin? Bene, abbiamo vinto 3-0, siamo molto felici, abbiamo ancora giocato, è divertente. All'inizio è un po' più difficile perché forse anche con l'emozione, ma alla fine abbiamo giocato bene, penso, contro un Stoccarda forte. Venivate da uno stop di 10 giorni e più, quindi direi una buona partita, giusto? Sì, esatto, sì, io sono felice e abbiamo ancora giocato perché sì, solo solo allenate e un po' noia. Sì, siamo felici. Mancava il ritmo partita. Esatto. Aspettiamo il ritorno. Complimenti sì. a Robin de Cruyff. Grazie. Sempre più brava in italiano Robin de Cruyff, MVP della gara insieme all'americana Rivers. Per quanto riguarda le altre gare, Fenerbahce, Novara, Scandicci e Zabagi sono state rimandate, mentre nel maschile regolarmente in campo nella Coppa per la Superlega. Stasera invece anticipo della 23esima giornata tra Ravenna e Vibo Valencia. Cambiamo sport, il Benetton, siamo al rugby, il Pro 14, Benetton partito nella mattinata alla volta del Galles per giocare poi domani sera alle 20:30, 20:35 circa a Newport contro i Dragons. E allora in bocca al lupo per questa gara che è fondamentale nel campionato, nel proseguo appunto di questa Pro 14 per il Benetton. Intanto in casa Benetton, dopo il rinnovo dei materiali con l'RA per 3 anni, si rinnovano anche altri 2 contratti e quindi siamo a quota 12 se non erro. Pettinelli e Zani sono i 2 leoni che hanno allungato e riconfermato. Vediamo i servizi.
E con queste immagini, con queste due clip realizzate da Ben TV, abbiamo quindi suggellato il rinnovo di due giocatori importanti, Pettinelli e Zani, per quanto riguarda il Benetton i Leoni. Torniamo a parlare di volley velocemente, perché la Superlega maschile nell'anticipo di campionato vede Ravenna battere Vibo Valencia, poi domenica tutto il resto con Cisterna Verona, che però si gioca sabato, attenzione, mentre Milano-Padova pure si giocherà sabato. Si è giocato in Coppa invece tra Roseler Civitanova, conclusa 3-0 per gli italiani. Trento invece non ha giocato e i ritorni saranno tutti fissati martedì prossimo. Scendiamo nella provincia di Treviso, nella A3 di pallavolo maschile. Il Motta di Livenza domenica affronta il derby a San Donà di Piave. C'è da decidere solo se porte aperte o porte chiuse, ma probabilmente porte chiuse. La TVB De Longhi invece a Treviso con il suo campionato vuole tornare in campo, dovrebbe giocare proprio domenica 8 marzo a Pesaro. Sarà da verificare anche qui e capire se porte aperte o porte chiuse, ma l'importante, dice Menetti, è tornare in campo, da troppo tempo assenti e fermati. Ritorniamo al calcio per quanto riguarda la Serie C, una maratona con un finale compresso, vi dicevo ieri, in 43 giorni, con un allungamento per play-out e play-off. Per quanto riguarda la Serie D è confermato che non si giocherà, quindi nei gironi A, B, C e D per il momento non si giocherà nemmeno in questo fine settimana. Poi, ripeto, c'è una confusione totale, ci sono messaggi e ci sono comunicati che arrivano a destra e a sinistra, ma l'ufficialità la fa la Lega, l'ufficialità naturalmente la fanno poi con le ultime parole anche la situazione sanitaria, chiaramente. Però tutto bloccato per quanto riguarda la Serie D, mentre usiamo il condizionale, si dovrebbe giocare dall'eccellenza in giù nei campionati per così dire minori, anche in questo caso a porte chiuse, come abbiamo detto ieri. A noi ci fa un pochino sorridere questo porte chiuse, quando in tanti campi della nostra Marca trevigiana e non soltanto gli spettatori sono veramente molto pochi e distanti uno dall'altro, il classico metro e mezzo o 2 metri che si chiede. Per quanto riguarda il calcio, quindi vedremo e saremo anche testimoni, perché una partita chiaramente la seguiremo con le nostre telecamere. Per chiudere, il basket con il Ponzano che dovrebbe giocare a Tortona a porte aperte in questo caso, mentre è ufficiale che la Rucker San Vendemiano in Serie B maschile giocherà mercoledì 11 il match clou, la partita importante, la partita che vale, diciamo, forse il campionato, forse la stagione, quella con Bernareggio. La si doveva giocare sabato scorso, la si giocherà mercoledì. Anche in questo caso porte chiuse o porte aperte, ma noi ci saremo con lo streaming regolarmente, quindi non perdetevela, perché sarà sullo streaming di venetoglobe.com e di streamingsport.it. Non vi lasceremo soli per questo importante appuntamento, perché con Bernareggio ci si gioca parte della stagione, si può riaprire, si può ritornare in testa alla classifica e poi pensare alla Coppa Italia, che dovrà ancora essere determinata e decisa per quanto riguarda le date. È tutto, noi ci risentiamo domani, sarà l'ultimo appuntamento di questa altra settimana infernale per il coronavirus. A tutti voi, buona serata.